sono convinto che quello che non condiziona la missione è dove è nato il missionario e da quale nazione viene. Questo non entra per niente. Alla fine, per un salesiano, tutto si gioca nel fascino per il Signore Gesù. Questo significa essere missionario. Va bene, partiamo. E arriviamo alla quinta e l'ultima parola, la motivazione. Nella mia esperienza, una motivazione che ho dovuto alimentare ogni giorno è la forza solo nel Signore. La prima e vera e profonda motivazione l'abbiamo ricevuto da Don Bosco. Dami animas, cetera tolle. Le profonde motivazioni vengono nella fede dell'incontro con Dio e con una forte dimensione umana. Non c'è un'altra motivazione. Si manca questa motivazione, facciamo un bel servizio sociale per alcuni anni e dopo ci stanchiamo o dopo lasciamo tutto bruciati. Oggi la famiglia salesiana, con i suoi 32 gruppi di questo grande albero, è una famiglia assolutamente missionaria, perché tantissimi gruppi sono essenzialmente missionari. Vuol dire questo che ho detto, pensando nella nostra esperienza, serve per tutti. Vuol dire, come famiglia salesiana, questo cammino è vero, valido, autentico e dobbiamo continuare. Don Bosco benediva sempre i missionari. Ti chiedo a nome mio e tutti i missionari una benedizione per tutti quanti noi. Lo faccio volentieri. Chiediamo al Signore veramente che continua a benedire tutta la missione salesiana nel mondo, nel nome del Signore Gesù, per arrivare ai più poveri, ai più bisognosi, a tanti scartati, che come figli e figlie di Don Bosco il cuore del Dami Animas sia sempre un cuore vivo e riscaldato. E con questa benedizione su di te chiedo al Signore che arrivi a tutti i missionari e missionari della nostra famiglia salesiana. Scenda su di te la benedizione di Dio Onnipotente e Misericordioso, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.